Buongiorno, io mi chiamo Pasqualino Farris, questo mestiere ce l'ho nel sangue, siccome l'ho imparato da mio padre da quando avevo 6-7 anni, ero sempre con mio padre. Ho imparato prima di tutto come si accende il fuoco, perché è importantissimo quando si accende il fuoco, perché poi vediamo in seguito come funziona, come si inizia. Mio padre mi diceva sempre di stare attenti quando si accende il fuoco, perché il carbone deve essere messo sempre piano piano. Io ho imparato da lui, perché lui era molto pratico da queste cose. Poi piano piano mi ha fatto conoscere il tipo della fiamma, come usciva dalla forgia, e poi quando riscaldava il ferro si toglieva il ferro per farlo battere nell'incudine. Comunque piano piano ci vuole tempo, perché imparare questo mestiere non è facile, è il mestiere per me, perché sono contentissimo di farlo. Iniziamo col fuoco, mettiamola un po' di fraschetta secca, così si accende subito. Mettiamo il carbone piano piano. Ecco, adesso mettiamo il cartone piano, giriamo la ventola della forgia, eccolo. Piano piano si aggiusta sempre con la paletta della forgia. Questo carbone è scoppiettante perché di radica, diciamo noi in sardo il castannaglio. Adesso mettiamo il ferro, perché adesso il carbone va benissimo come si è acceso. Ecco, adesso giriamo la forgia, così girando la forgia si riscalda il ferro. Per poi dopo metterlo nell'incudine e farlo per lavorarlo meglio. Deve essere rosso, Ancora un po'. Pronti? Eccolo qua. Adesso lo rimettiamo nella forgia, così riscalda di nuovo, perché gli dobbiamo fare la girata allo spiedo. Ecco. Ok, adesso facciamo la girata. Un po' così, tanto per dargli la forma. Ecco, così gli facciamo la punta all'incudine.
Sembra che va bene. Adesso ci vuole il maialetto e metterlo al rosto. Allora, non faccio solo spiri, faccio anche roncole, che ci vuole un po' di tempo per fare la dimostrazione, perché è un lavoro particolare con queste roncole. Queste sono di balestra, vanno messe nella foggia, sono dritte, poi piano piano vanno riscaldate, fatte la curva, poi vanno messe nell'incudine e vanno battute quando è caldo il ferro. E pian piano va così fine. Poi è un'altra cosa particolare, quando si dà della temperatura deve essere che non ci entri aria. In uno spiffero d'aria è pericoloso che la roncola si spacca. Comunque è un lavoro che mi piace farlo. E poi c'è questo manico, il manico è di olivastro, sono stagionato la legna, niente, sono cose artigianali che si fanno benissimo. Allora, oltre alle roncole faccio questi taglianti piccoli, grandi, che servono per tagliare qualche agnello, maialetto, sono leggerissime e vanno benissimo per tagliare queste carni. Poi se uno vuole un po' più cose grandi, ci sono questi grandi che si usano per tagliare maiali grossi e sono un po' più pesanti.